La provincia di Arezzo è indubbiamente una delle province a più alta densità ciclistica, almeno storicamente parlando, e una enclave che tiene particolarmente botta è quella del Trofeo Val di Pierre, giunto alla 23esima edizione, valevole anche come Gran Premio città di Cortona, e poi due figure importanti da ricordare e care agli organizzatori, ovvero le figure di Elio Alunni ed Ivo Faltoni, due personaggi che negli anni, nella storia appunto del trofeo Val di Pierle, hanno contribuito non poco alla nascita, al prosieguo di questa manifestazione. Classico appuntamento del 1° maggio, eccezione fatta per l'anno in cui gli stessi organizzatori fecero il campionato toscano, per cui dovettero per forza spostare la data. Poi sempre e comunque la gara si è tenuta il 1° di maggio, e anche in questo 1° di maggio, dal tempo piuttosto incerto, si è svolta la gara riservata alla categoria juniores. Rispetto agli anni passati sicuramente un numero leggermente inferiore nei partenti, che ha un po' rammaricato gli organizzatori, che tanto si impegnano per la riuscita di questa manifestazione, che ha una particolarità. Ogni anno lo ricordiamo, ma è bene sottolineare, perché comunque se si vuole, se si collabora, si possono fare grandi cose. La partenza, come vedete, la partenza ufficiosa è in Umbria, a Lisciano Niccone, dove avviene anche tutto il momento ricreativo, con il pranzo per tutti gli addetti ai lavori e i partecipanti. La partenza verso la quale stiamo andando è a Mercatale di Cortona, quindi comune di Cortona, per appunto la manifestazione che prende il via ufficiale, dove il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, ha dato il via ufficiale insieme a Giuseppe Fiorucci, presidente della società organizzatrice del gruppo sportivo Val di Pierle Ciclo Amici. Ha dato appunto il via ufficiale alla manifestazione. Un percorso ormai più che rodato, quello del Gran Premio Città di Cortona, con una prima parte sicuramente più semplice, 6 giri pianeggianti di 7 chilometri, che quindi con il passaggio sotto l'arrivo permettono agli sportivi di vedere molto spesso il passaggio della corsa, e in questo caso gli atleti passeranno nel senso opposto rispetto alla conclusione. Poi, quando mancheranno 3 giri alla conclusione, in un certo senso si inizia a far sul serio, perché ci sono i 3 giri più lunghi, con la salita, che comprende anche il Gran Premio della montagna, ovvero Cima Protine. Pronti via, e è iniziato a piovere. Aveva un po' salvato la giornata, la mattinata, che ha comunque permesso la presentazione squadre nella Piazza della Repubblica di Lisciano Niccone asciutta, però poi non è stato così, perché praticamente per gran parte della corsa ha piovuto, a tratti anche in modo piuttosto copioso. Avvio veloce, tant'è che la prima ora di gara è trascorsa in 43 e 940 km orari. Perché? Perché ci sono stati numerosi tentativi di fuga, ma il gruppo non concedeva spazio. Alcuni tentativi di 2-3 unità, a volte anche solitari, ma il gruppo non concedeva spazio. La gara odierna è valevole anche per l'assegnazione del titolo di campione provinciale. Ci troviamo in provincia di Arezzo, nonostante questo doppio passaggio tra la Toscana e l'Umbria, e quindi anche tra due province, appunto, con Lisciano Niccone protagonista, ma appunto il riferimento è comunque il Comitato Toscano e la Regione Toscana. Il primo attacco di un certo ragguaglio, se così lo possiamo considerare, è quello che vede protagonisti due atleti: un portacolori della CPS, Artur Amosov, e insieme a lui il portacolori dell'Italia Nuova Borgo Panigale, Matteo degli Espusti. Stiamo accompagnando proprio gli atleti al passaggio dalla zona arrivo, lo ricordiamo,
Siamo ancora nel corso dei giri pianeggianti e quindi la corsa transiterà in senso opposto rispetto alla conclusione, e quindi questo è un primo tentativo di un certo ragguaglio. Come vedete la pioggia sta scendendo in modo piuttosto copioso, e questo è il tratto che gli atleti proprio in partenza hanno affrontato ad andatura turistica per andare ad affrontare poi, per andare a raggiungere, scusate, la partenza ufficiale al chilometro zero della manifestazione. Ci troviamo circa al 20esimo, 22esimo chilometro di gara. Come vedete il gruppo non ha molta intenzione di lasciare andare i due atleti al comando, una trentina i secondi di vantaggio per i due corridori che abbiamo visto inquadrati poco fa. Quando mancano 4 giri alla conclusione la situazione è leggermente cambiata, perché sono 5 gli atleti al comando e abbiamo con il dorsale 91 il portacolori dell'Unione Ciclistica Foligno Luca Scorzoni, con il numero 60 Davide Giusti dello Stabia Ciclismo, poi con il numero 22 il corridore dell'Unione Ciclistica Pistoiese Mattia Simonetti, con il dorsale numero 7 Marco Petrolati della Vangi il Pirata Sama Ricampi, e poi ancora con il dorsale 36 Luca Laguardia della CPS Professional Team. Eccolo qua l'atleta diretto da Francesco Sarri, che sta facendo l'andatura sulla testa della corsa. Quindi 4 giri alla conclusione vuol dire che questo è l'ultimo giro pianeggiante, poi da qui inizierà la parte, quella che abbiamo definito più impegnativa, anche se ad onor del vero c'è da dire che in una giornata particolare come questa, caratterizzata da tanta pioggia, è tutto molto difficile e particolare. Questo è il gruppo che al primo rilevamento tempi ha 25 secondi di ritardo dai 5 atleti che vi abbiamo ricordato poco fa. E vedete che ci sono varie formazioni che sono rimaste escluse da questo tentativo, che quindi hanno tutta l'intenzione di andare a ricucire il distacco tra i 5 atleti, che comunque ci sono sembrati in ottimo accordo. Ed eccolo il primo passaggio sulla salita, ai piedi della salita per la prima volta. Continuano a procedere di comune accordo i 5 atleti sulla testa della corsa, con adesso Giusti leggermente in difficoltà, l'atleta dello Stabia. Comunque il loro accordo, vi dicevamo, è stato talmente buono che è aumentato. Radio Informazione curata da Adriano Spinozzi ci informa dei distacchi tra chi si trova al comando e chi sta inseguendo, e ci informa che questo quintetto continua ad avere un buon accordo, perché è superiore al minuto il vantaggio nei confronti del gruppo. Scorzoni adesso a fare l'andatura, il portacolori dell'Unione Ciclistica Foligno, e continua a scendere davvero tanta pioggia. A tratti è stata veramente forte l'intensità della pioggia. Alle spalle eccolo qua il gruppo, 1 minuto e 40 secondi. Avevamo detto che era superiore al minuto il vantaggio dei 5 atleti al comando. La Vangi, nonostante abbia comunque un corridore al comando, non sembra tanto stoppare l'azione, perché l'andatura obiettivamente mi sembra abbastanza sostenuta, ma potrei tranquillamente sbagliarmi. Comunque continua a scendere la pioggia. Vangi, che avrebbe avuto tra le proprie fila il vincitore dell'ultima edizione del Gran Premio Città di Cortona, Enea Sambinello, che però, essendo stato convocato con la nazionale italiana per la Coppa della Pace, che si corre proprio in questi giorni fino a domenica, ovviamente non ha potuto difendere il titolo. Però comunque la formazione diretta da Matteo Berti, con ben 10 atleti, si è presentata alla gara e ha anche l'onore di aprire le iscrizioni. Con le immagini ci stiamo avvicinando al termine della prima ascesa del Gran Premio della Montagna di Cima Protina. Infatti c'è anche un piccolo scatto per l'assegnazione, per aggiudicarsi il Gran Premio della Montagna. Se lo aggiudica Scorzoni davanti alla Guardia, quindi Unione Ciclistica Foligno e CPS. Terza posizione per Marco Petrolati della Vangi. In prossimità del Gran Premio della Montagna, l'Avanguardia gruppo decisamente frazionato ha diminuito il vantaggio del quintetto al comando, perché è sceso sotto al minuto 50 secondi
il vantaggio degli atleti al comando sui quali ci siamo riportati al termine discesa, dicevamo, nei confronti del gruppo. Ed eccolo Marco Petrolati che si informa con la nostra telecamera del vantaggio che hanno nei confronti del gruppo, e giustamente è tutto loro interesse sapere quanto hanno. Abbiamo detto appunto all'ultimo rilevamento tempi 50 secondi. Come vedete sono rimasti in 4 al comando. Ha perso contatto l'atleta dello Stabia Ciclismo Davide Giusti, quindi sono rimasti in 4 gli atleti al comando. Abbiamo affrontato solo per la prima volta la salita, adesso è Simonetti che sta facendo l'andatura della Pistoiese, poi Petrolati in seconda posizione, la guardia della CPS, Scorzoni, colui che si è aggiudicato il Gran Premio della Montagna, in quarta posizione. Il gruppo, eccolo qua, il gruppo che adesso ha un'andatura sicuramente più tranquilla rispetto all'immagine precedente, che è segnalato a 55 secondi di ritardo. Maglie della Polisportiva Monsumanese, della Italia Nuova Borgo Panigale, della Vangi e della CPS sulla testa del gruppo, così per fare un rapido appello di coloro che sono sulla testa del gruppo a fare l'andatura. Quindi siamo più o meno a un minuto di ritardo per questi atleti inquadrati nei confronti dei 4 atleti che, ricordiamo, eccoli qua, sono rimasti al comando, orfani quindi di Giusti, che faceva parte di questo tentativo. Torna nuovamente a salire la corsa, perché praticamente subito dopo il passaggio dalla zona di arrivo si gira verso Lisciano Niccone e da lì inizia nuovamente la salita. Eccolo qua, praticamente questo è il bivio da cui poi inizia la salita. Gran Premio della Montagna, non lo abbiamo detto, a punteggio, quindi questo vuol dire che ad ogni passaggio sul GPM viene assegnato 3 punti al primo, 2 punti al secondo e 1 punto al terzo, e al termine di 3 passaggi vengono sommati i punti. Nel caso in cui ci sia una parità farà fede ovviamente, come dal regolamento, il miglior piazzato sul GPM. Intanto è l'atleta della Vangi al primo anno, Marco Petrolati, l'atleta laziale, che sta scandendo il passo sulla testa della corsa, e via via arrivano tutti gli altri, e via via però arrivano anche 2 corridori che si sono sganciati dal gruppo alla caccia della testa, e sono 2 corridori della Vangi, il pirata Sama Ricambi, e sono Leonardo Meccia con il numero 2 e con il numero 5 Giacomo Sgherri. Eccolo qua, Meccia in prima posizione, affiancato, coadiuvato più o meno dal suo compagno di squadra. Sicuramente Meccia più esperto rispetto a Sgherri, ma Sgherri negli allievi ha fatto vedere cose molto interessanti. E questo è il gruppo. I 2 atleti della Vangi hanno 17 secondi di ritardo dai 4 atleti al comando. L'avanguardia gruppo, che adesso vediamo inquadrata, ha 35 secondi di ritardo. Si fanno vedere sulla testa anche gli atleti della Veleka Team, altra formazione che sicuramente ci tiene a ben figurare, così come Cristian Buturo della Team Pieri, che cerca un po' di smuovere le acque sulla testa del gruppo, e subito ci pensa Ivan Toselli della Vangi, che a doppia velocità passa la testa del gruppo, quindi a questo punto si pone alla caccia dei suoi compagni di squadra, e di fatto portandosi dietro anche una piccola avanguardia del gruppo. Siamo nel tratto più impegnativo della salita verso il Gran Premio della Montagna di Cima Protine. Luca Laguardia sale sui pedali, l'atleta della CPS Professional Team, mentre procede del suo passo, alzandosi anche lui sui pedali, Luca Scorzoni della Foligno. Seconda posizione per Marco Petrolati della Vangi, e terza posizione per Mattia Simonetti della Pistoiese, così per dare un po' il conto di coloro che stanno caratterizzando questa parte centrale del Gran Premio Città di Cortona, 23esimo trofeo Val di Pierle. La gara odierna è valevole anche per l'assegnazione del titolo di campione provinciale. Dicevamo di questa particolarità
della divisione del percorso tra Umbria e Toscana. Intanto il buon Simonetti perde contatto, abbiamo visto anche un'avanguardia gruppo arrivare, perde leggermente contatto anche Scorzoni, secondo passaggio sul GPM che se lo aggiudica Petrolati sulla Guardia, terza posizione per Scorzoni, e poi di fatto arriva l'avanguardia gruppo davvero molto molto vicino, forse una decina ai secondi di ritardo dell'avanguardia gruppo dagli atleti che sono rimasti al comando, e quindi vediamo se nel tratto di discesa potrebbe cambiare la situazione. E cambia la situazione perché mentre Petrolati continua a chiedere il vantaggio, si è preoccupato perché dalle retrovie è arrivato tutto solo il dorsale 75 Tommaso Francescangeli della MEPAC Junior Team, quindi sono sempre tre gli atleti al comando, ma sono leggermente cambiati, sono sempre presenti Petrolati e La Guardia, rispettivamente Vangi e CPS, però il terzo componente è un altro corridore, è Francescangeli della MEPAC Junior Team, che adesso si pone a fare l'andatura e siamo ormai praticamente nel tratto finale della discesa. Quando la corsa ritransiterà dalla zona arrivo suonerà la campana per l'inizio dell'ultimo giro, e il vantaggio di questi tre corridori che lasciamo andare sull'avanguardia gruppo è di 40 secondi, quindi continua ad essere un finale molto molto incerto, con Ivan Toselli della Vangi a fare l'andatura, portandosi dietro anche Riccardo Del Cucina della MEPA, che insieme a lui anche un atleta dell'Italia Nova, poteva essere Marangoni ma non lo abbiamo ben riconosciuto. E qui vedete com'è forte l'andatura sulla testa del gruppo, perché praticamente lunghissima fila indiana di tutto il gruppo, o meglio di coloro che sono rimasti in corsa, tra qualche scivolata, tra il maltempo che sicuramente ci ha messo del suo, veramente una decimazione degli atleti che via via sono riusciti a mantenersi in corsa, nel vivo della corsa, e quindi un plauso davvero a tutti coloro che sono riusciti a portare a termine la fatica, e un plauso anche a tutti coloro che hanno prestato servizio, dalle staffette alla parte medica, tutti coloro che si sono presi una bella giornata di pioggia. Torniamo però ormai sulla testa della corsa. Dicevamo, quando la gara ritransiterà da Mercatale di Cortona suonerà la campana per l'inizio dell'ultimo giro, quindi vorrà dire che mancheranno circa 20 km, poco più, alla conclusione, e magari ne approfitteremo anche per fare un po' la situazione dei tempi del vantaggio di questi tre corridori nei confronti del gruppo. Eccolo qua il passaggio con La Guardia, Francescangeli e Petrolati, l'esatto ordine con il quale sono transitati sotto lo striscione di arrivo al suono della campana. Dicevamo appunto, attendiamo la situazione. Alle spalle arriva un primo inseguitore, è un portacolori dell'Italia Nuova Borgo Panigale, dovrebbe essere, ci sembra, col dorsale 55 Marangoni. Sì, è lui, è Lorenzo Marangoni, l'atleta dell'Italia Nuova Borgo Panigale. Un minuto il ritardo per l'atleta della squadra dell'Emilia Romagna. Il gruppo, l'avanguardia gruppo, arriva a 1 minuto e 10 secondi, con la formazione della Polisportiva Monsumanese a scandire il passo. 4 soli gli atleti per la Monsumanesi presenti quest'oggi, squadra che, come tante volte succede, come tanti altri hanno fatto in questa giornata, si sono divisi. Tra l'altro trasferta abbastanza fortunata per la Polisportiva Monsumanese, con il secondo posto di Andrea Stefanelli della gara in provincia di Modena, quindi vediamo quello che riuscirà a fare la formazione diretta nell'occasione da Davide Lenzi. Risaliamo però su Marangoni, perché l'immediato inseguitore, segnalato adesso a una ventina di secondi dal terzetto al comando, quindi potrebbero diventare 4 gli atleti al comando. L'atleta diretto da Claudio Centomo adesso è diventato l'immediato contrattaccante dei 3 atleti al comando. Siamo per l'ultima volta nel tratto di salita, quindi dovrebbe essere anche
il passaggio che potrebbe determinare la classifica del Gran Premio della Montagna, ed eccoli qua i tre atleti al comando. Francescangeli, che probabilmente, molto probabilmente, è il più fresco perché è l'ultimo che è rientrato in questo tentativo, adesso sta facendo il suo turno. La Guardia e Petrolati è praticamente dal 20° chilometro, sì, più o meno 25° chilometro, che sono al comando, e quindi ovviamente è tutto loro interesse continuare ad informarsi di quanto sia il loro vantaggio nei confronti di chi sta inseguendo. Continua a scandire il passo Tommaso Francescangeli della MEPAC Junior Team, con Luca Laguardia della CPS in seconda posizione e il laziale Marco Petrolati in terza, ma praticamente procedono tutti e tre alla pari i tre corridori che guidano questa 23esima edizione del Trofeo Val di Pierle, Gran Premio Città di Cortona. Ad attendere gli atleti poi all'arrivo anche l'assessore allo sport del comune di Cortona Silvia Spenserati, ed anche Saverio Metti, presidente del comitato per quanto riguarda la federazione ciclistica italiana, del comitato toscano ovviamente. Si è disputato il GPM, per primo è transitato Francescangeli davanti alla Guardia e terzo Petrolati, e quindi la Guardia, grazie a tutti e tre i passaggi in seconda posizione, si aggiudica la classifica dei GPM, perché avendo 6 punti, una sorta di premio regolarità per l'atleta della CPS Professional Team, e quindi si aggiudica il GPM. Una piccola soddisfazione quindi per l'atleta della CPS, che stava proprio disegnando le traiettorie in discesa dove si trova anche il gruppo che ha recuperato. Lo vedete Marangoni, l'atleta dell'Italia Nuova, eccolo qua proprio adesso davanti. Quindi si è ricompattato il gruppo alle spalle dei tre atleti al comando. Un nuovo rilevamento tempi, un gruppo che comunque è un po' diminuito nel numero. Ad un nuovo rilevamento tempi, il ritardo dell'avanguardia gruppo dai atleti al comando era di una quarantina di secondi. E quindi vediamo se qualcuno riuscirà ad organizzarsi alla caccia dei tre atleti al comando. Petrolati è l'insicurezza fatta persona, cioè l'abbiamo visto 10 volte, 8 ha chiesto a quanto ammontava il suo ritardo. Immaginiamo quanto sarà contento quando potrà usare le radioline, così potrà essere informato costantemente. Ma questo è un segno anche della voglia di voler essere lì davanti e di voler dimostrare il suo valore. Procedono di comune accordo i tre corridori al comando. Adesso è la volta di Luca Laguardia della CPS a fare l'andatura, con Francescangeli in seconda posizione, Petrolati in terza. E intanto Spinozzi da Radio Corsa ci informa che sta aumentando il vantaggio dei tre corridori al comando sul gruppo. Eccolo qua il gruppo, 1 minuto e 5, 1 e 05 il ritardo del gruppo. Davanti ci sono corridori della MEPAC e della CPS. Questo vuol dire che stanno proteggendo l'azione dei propri compagni di casacca che si trovano davanti, ed è questo il motivo per cui probabilmente è andato a salire il vantaggio di chi si trova al comando. Si fanno vedere anche le maglie della Pistoiese sulla testa della corsa. Ci prova ancora una volta Simonetti, che faceva parte della fuga, ma poi si era dovuto arrendere. Ha provato a fare uno scatto, ma di fatto abbastanza nulla di fatto, anzi sono proprio quei classici scatti che fanno capire che non c'è tantissimo accordo nel gruppo, e noi ci riportiamo sulla testa della corsa quando mancano 3 chilometri all'arrivo. 1:30 è ormai un discorso a 3. Il discorso appunto del Gran Premio Città di Cortona, 23esimo trofeo Val di Pierle, perché ormai a 3 chilometri dalla conclusione il vantaggio superiore al minuto e 20 è ormai incolmabile da chi sta inseguendo, anche perché, come abbiamo visto anche dall'ultima immagine, non c'era una grandissima unione di intenti per quanto riguarda appunto
il gruppo. Quindi noi lasciamo i 3 atleti al comando, ci portiamo a Mercatale per la fase conclusiva, aspettando il finale a 3. Prende la volata di testa Marco Petrolati della Vangila Pirata e mantiene la prima posizione. L'atleta diretto da Matteo Berti, che così taglia il traguardo a braccia alzate. Seconda posizione per Tommaso Francescangeli e terza posizione per Luca Laguardia della CPS. Arriva in quarta posizione un compagno di casacca del vincitore a 1 minuto e 10, Leonardo Meccia, ma arriva anche il gruppo, già lanciata la volata, ma dovrebbe essere comunque al sicuro la quarta posizione di Meccia, e poi quinta posizione per Giacomo Sgherri, sempre della Vangi, sesto Cornacchini della Fortebraccio, settimo Matteoli dello Stabia, ottavo Laino della Veleca, nono del Cucina, nuovo campione provinciale della MEPAC, e decimo Luci della Monsummanese. Questo l'ordine di arrivo, andiamo a sentire le voci dei protagonisti. Allora, già lanciata la volata e la maglia di Petrolati davanti a tutti gli altri. Petrolati della Vangi dovrebbe... Una grandissima soddisfazione per te, hai sfogato tutta la tua soddisfazione sotto lo striscione d'arrivo. Sì, è stato un periodo molto difficile per me, con forature, cadute, scatenate, e per me è stata una liberazione oggi. Sono molto soddisfatto. Una lunga fuga, hai insistito, oggi per fortuna ha girato tutto per il verso giusto. Sì, oggi ho girato tutto per il verso giusto, la prima corsa, e abbiamo fatto un buon lavoro in pianura, io cercavo sempre di attaccare perché sapevo che le possibilità mie andare forte in salita e imboccarla davanti mi aiutava. Non credevo fino al terzo giro, quando c'avevamo 1 minuto, non ci credevo ancora. E poi sono partito ai 250 metri e, sapendo di essere molto più veloce dei miei compagni di fuga, sono arrivato prima. Tutto solo Francescangeli se n'è andato dal gruppo, è riuscito a recuperare la testa e poi si è preso anche un buon posto sul podio. Alla fine il bilancio è abbastanza positivo. Sì dai, grazie ai miei compagni di squadra, dopo la seconda salita sono riuscito a rientrare sui 2 inseguitori, però la gara è stata molto dura e fino alla fine non ci credevo, perché comunque 3 salite così sono veramente dure. Nel gruppo forse non c'era un grande accordo, se tu hai avuto la forza da solo di andare, forse lo poteva fare anche qualcun altro, quindi ti sei reso conto che non c'era collaborazione, hai fatto da solo. Sì, esatto, quando mi sono reso conto che dietro il gruppo più di tanto non collaborava, allora ho preso l'iniziativa e me ne sono andato per riagganciarmi ai 2 davanti. Per la vostra squadra anche la soddisfazione del titolo provinciale con Del Cucina, ultimamente state girando bene. Sì, siamo molto contenti perché le aspettative a inizio anno non erano queste, però grazie all'allenatore, al direttore sportivo, al presidente che ci supportano sempre, riusciamo sempre ad esprimere il meglio in gara e siamo molto contenti. Luca Laguardia, un podio che comunque ti ripaga della tanta fatica fatta quest'oggi. Sì, oggi è una fuga già dai primi giri di pianura, avevamo già organizzato così con la squadra, che se usciva una fuga importante dovevamo entrare, e così è stato. Abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra e questo. Il presidente della società organizzatrice Giuseppe Fiorucci: se non piove a Mercatale di Cortona non siamo contenti, per fortuna ci ha risparmiato un po' nel finale. Sì, è vero, sembra quasi una tradizione, questa è una corsa nordica, però ci sono state poche edizioni che insomma il tempo è stato clemente, però nel finale ci ha salvato e quindi ci ha permesso di concludere in bellezza la corsa. Insomma, siamo comunque soddisfatti, un finale avvincente. E è un corridore che ha vinto, che è sicuramente molto forte, insomma. Un po' di rammarico forse per il numero dei partenti. Sì, siamo arrivati a 86 partenti mi sembra, quindi siamo calati rispetto agli anni scorsi e naturalmente c'è stata la coincidenza di altre manifestazioni dello stesso genere, della stessa categoria, che hanno portato via un po' di squadre, ma comunque noi andiamo avanti, cerchiamo di fare il nostro meglio e di garantire anche a quei pochi, insomma, una gara ben organizzata.
Siete un bel gruppo, potete contare sulle amministrazioni comunali, sulle forze dell'ordine e anche voi come gruppo di volontari siete una bella famiglia. Sì, questo è vero, insomma il gruppo è sempre il solito, è ben collaudato, abbiamo 2 comuni, 2 regioni e 2 province diciamo, che ci sostengono, perché noi siamo proprio al confine Toscana-Umbria, quindi fino a che non mancherà questo supporto insomma, ci incoraggiano a continuare a fare il nostro meglio.